Hanno dato i loro frutti le battaglie condotte negli ultimi anni dallo sportello handicap per agevolare anziani e disabili. A Mestre ora è attivo il servizio gratuito per poter ricaricare carrozzine e scooter elettrici. È stato inaugurato alla presenza del sindaco Brugnaro. Sì, adesso dobbiamo monitorare che funzioni tutto e poi se funziona la estendiamo anche in altre aree lì. Finalmente oggi si è inaugurato una cosa che adesso porta a un grosso salto di qualità e di libertà per il disabile. Il servizio è disponibile in 9 punti di ricarica localizzati presso le ciclostazioni di bike sharing. Per poterlo utilizzare basta possedere la tessera Venezia Unica e presentare una richiesta tramite l'apposito modulo. È un'attività sperimentale, speriamo che abbia successo, stiamo lavorando per inserire altri punti come questo. Ritengo che sia una cosa importante per la città, perché la città deve continuare ad avere delle cose in più e non cose in meno. E proprio per questo la collaborazione continuerà. Saremo sempre in contatto con l'amministrazione come sportello handicap CGIL per poter estendere questa iniziativa sia che al Lido che verso l'ospedale all'Angelo per poter concedere ai disabili la possibilità di ricaricarsi.